Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia e caccia ai rapinatori. Taglierino in mano e irruzione alla banca Intesa San Paolo di Villabate nel Palermitano. È accaduto nelle scorse ore dove due banditi avrebbero portato via un bottino che si aggira intorno a 15.000 euro. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Misilmeri. A lanciare l'allarme sarebbe stato un passante che avrebbe visto i malviventi fuggire subito dopo la rapina. È tutto da ricostruire il puzzle sulla latitanza di Matteo Messina Denaro e gli investigatori stanno acquisendo tutti gli elementi per dare risposte alle tante domande che anche la gente comune si pone. Secondo informazioni che trapelano, oltre a quelle effimere che attengono alla vita privata e alla passione per gli oggetti di lusso e per le donne, pare che nell'ultimo covo siano stati trovati riflessioni personali e date di incontri con i familiari appuntati su un'agenda, ma non importanti documenti e materiale riservato. Questo particolare fa propendere gli inquirenti e sarebbe plausibile che ci siano stati altri luoghi dove Messina Denaro ha trascorso la latitanza. La Procura distrettuale Etnea, nell'ambito delle attività investigative a carico di un 58enne di Catania indagato per i reati di sequestro di persona e atti persecutori nei confronti della compagna, ha chiesto ed ottenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico. Finisce l'incubo di una donna di 50 anni per 2 anni vittima di ingiurie, minacce, percosse e perfino di limitazioni della libertà. E adesso a Canicattì, in provincia di Agrigento, ha prima rapinato e poi ferito il ragazzo e lo ha abbandonato a terra. Lo ha trovato la polizia che lo ha così soccorso. L'aggressore è scappato ma è stato identificato. In casa è stata trovata la refurtiva, 600 euro in contanti. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.